perché non so se avete già cenato, avete già fatto un piccolo aperitivo, ma qui sul palco presenteremo due finger food. Due finger food significano due piattini veloci che si fanno l'estate, e li degusteremo poi nel gazebo di Taverna al Doc Gourmet, che è la taverna e il ristorante in provincia di Padova dello chef di questa sera. Lo chef di questa sera è un finalista di Masterchef e tra pochissimo vi presenterà due finger food, come dicevo prima, uno a base di pesce e uno invece a base di carne. Accogliamolo con un caloroso applauso, Carmine Giovinazzo! Carmine, benvenuto. Buonasera a tutti. Vedo che abbiamo anche del prosecco, quasi quasi inizierei dal prosecco. Allora, io ho accennato un po' la tua esperienza. Tu hai partecipato all'edizione precedente a Masterchef e non era il tuo lavoro. No, io facevo tutt'altro, facevo il camionista e però l'ho presa. Alziamo un attimo il microfono di Carmine, Lorenzo, grazie. E sì, mi sono iscritto all'Accademia Italiana Chef, mi sono diplomato cuoco, ho fatto il personal chef, adesso ho aperto un ristorante da gennaio che sta andando benissimo e speriamo di continuare così. Questa sera che cosa ci proponi? Questa sera continuiamo sull'idea, insomma, che abbiamo avuto fin dall'inizio, come anche l'anno scorso, di presentare dei finger food, che sono la base per degli ottimi buffet che servono per accogliere gli ospiti. Insomma, hai degli ospiti per fare dei finger food, mentre metti giù la pasta, mentre fai tutto il resto, loro possono degustare queste chicche. Queste chicche, quindi i finger food li chiamiamo delle chicche. Sono delle piccole chicche molto veloci da fare, non avete tanta voglia di stare in cucina perché è caldo, andiamo di finger food che fate una bella figura. Quindi allora abbiamo gli ingredienti che sono coraia, il nostro partner, le delizie del mare, quindi delizie di Aragosta, e poi abbiamo lo speck di manzo. Dello speck di manzo. Vitellone allevato ai cereali, qualificato, cioè marchio qualità verificata, di dimensione carne. Allora procediamo, Carmine, ti do una mano e ti reggo il microfono. Sono tutti e due molto semplici ma gustosi, quindi li presentiamo al volo e li facciamo tutti e due. Allora, cominciamo dallo speck di manzo. Scusate. Poi da abbinare anche al finger food ci sono questi deliziosi piattini, aspetta perché io li voglio fare vedere, che sono una chicca, ogni volta si cambiano e quindi arricchiscono anche quelle che sono le... Usa e getta, quindi finito non si lava. Non si lava, perfetto. Perché arricchiscono anche le tavole. Bene, allora andiamo con il primo finger food. Andiamo a prendere il nostro speck di manzo, come dicevo prima, una fettina, andiamo a dare un po' di sapore con mele, cotogna e tartufo. Diciamo che la mela cotogna l'hai preparata tu precedentemente. Sì, però insomma, la trovate anche ai supermercati. Ah, ok. È un procedimento un po' lungo. Poi andiamo a prendere il formaggio. Noi usiamo il pantierino che è del caseificio di Roncade, il nostro partner anche quest'anno, e il pantierino è molto particolare, al di là del sapore viene fatto solo ed esclusivamente con il latte della via del caseificio. Quindi siamo oltre il chilometro zero, un po' una chicca dell'azienda che nonostante tutti si cercano di industrializzarsi, loro vogliono tenere alcuni prodotti storici e antichi ed è molto bello averlo qua e potete assaggiarlo tutti dopo. Ecco, infatti quello che non abbiamo detto prima è che noi utilizziamo prodotti del territorio, questo per fare poi lustro dell'Italia e non solo dei nostri territori, ma soprattutto anche dei prodotti che fanno dell'Italia un fiore all'occhiello in tutto il mondo. E a questo ci abbiniamo anche qualche sponsor internazionale che dà comunque un valore aggiunto a noi, che già il fatto che insomma, collaborare con sponsor internazionale è un piacere. Bene. Il finger food serve così, ci siamo volete mettere della misticanza sotto. Aspetta, non l'ho mai fatto, però questo è davvero proprio finger, reggi un po'? È andato il primo? Lo stai facendo, non ci credo. Okay. È andato. Bene, questo lo potete trovare lì tra pochissimo. Ok. Andiamo avanti col secondo. Facciamo l'altro. Ok, l'altro è a base di i bastoncini, che possono sembrare dei prodotti veramente banali, però sono fatti con le parti pregiate del merluzzo, non sono gli scarti. L'azienda ci tiene molto a sottolineare questa cosa qua. Sono speziati in vari aromi, questo è all'aragosta. Ok. Lo andiamo a prendere. Ok, l'ho preso prima, lo adagiamo intero così. Questo l'abbiamo fatto con il pinzimonio, cioè abbiamo preso il pinzimonio tipico che viene servito al ristorante, l'abbiamo un po' rivisitato, quindi andiamo a bagnare il bastoncino di mare con la vinaigrette e poi al posto di servire le carote intere le abbiamo sbollettate, frullate, fatto una crema e andremo ad abbinare al figlio. E anche il sedano che fa parte principale del pinzimonio, un po' il pinzimonio rivisitato. Quindi abbiamo emulsionato il tutto. Fammi capire
capire bene, reggi qua. Sì. Fammi capire bene come si mangia questo. Quindi un po' di sedano. Non ha mangiato prima stasera. Ok. E metti un po' Buono. di qua, un po' di là. È proprio il pinzimone che ti viene servito, però Un po' di carota. ci sta e fa benissimo anche alla pelle. Buona. Vedo che ai signori là in fondo è venuta fame. Quindi un applauso. Grazie Carmine. Ci vediamo tra pochissimo perché questi due finger sono davvero top. Grazie. Ah, tra poco con... Dimmi. Scusa, dimenticavo, potrete assaggiare Ah, anche sì. la birra Lef, la Mapuche, che è una birra molto particolare. Abbiamo anche del prosecco della Ca del Sole. Giusto, perché gli diamo il finger food completo. Completo, se no Quindi- muoiono dalla sete, non mi sembra. Bene, allora Carmine, ti troviamo lì in fondo, io sono qui, vi aspetto tra pochissimo, quindi arrivate, sedetevi, che tra pochissimo iniziamo con la selezione delle nostre Miss per la terza tappa di selezione di Miss Venice Beach. Grazie, a tra poco! Grazie. Beach 2016, terza tappa Caorle, conduce Elisa Magorto. Buonasera, benvenuti! Terza tappa di selezione Miss Venice Beach. Questa sera 4 di queste splendide ragazze in concorso passeranno il turno e arriveranno direttamente in finale. Il vostro aiuto, come dico sempre in tutte le selezioni, è importantissimo. Abbiamo una giuria selezionata, ma anche il compito del pubblico è davvero molto importante, perché il vostro applauso, il coinvolgimento delle preferenze di una miss piuttosto che un'altra porteranno alla vittoria della più meritevole. Quindi ragazze, andate a prepararvi e vinca la migliore. A dopo! Di questo concorso, io lo dico sempre, Miss Venice
Venice è un concorso che non premia solo la bellezza delle nostre Miss, ma anche del territorio. È un tour che va a coprire tutte le tappe, tutte le spiagge del Veneto, da Jesolo fino a Bibbione, passando per Rosolina, per Caorle, per Sottomarina, quindi tutta la provincia dell'Adriatico, da Venezia fino a Rovigo. In ogni tappa andiamo a conoscere sempre nuove ragazze di tutto il Triveneto, ma arrivano anche da Milano, arrivano anche da Genova, insomma chi più ne ha più ne mette, sono turiste nel nostro territorio, e in ogni tappa andiamo a presentare dei finger food sempre nuovi, questo per farvi conoscere i prodotti del nostro territorio, proprio per rendere dell'Italia un fiore all'occhiello con tutti i turisti italiani e stranieri presenti nelle nostre spiagge. Andiamo a presentare subito la giuria di questa sera, che avrà il compito arduo, li vedo già pronti seduti, siete carichi? C'è anche una mia vecchia conoscenza in giuria che ci ha fatto una sorpresa ed è venuta a trovarci. Iniziamo però dal comune, ringraziamo i padroni di casa che ci ospitano da 6 anni in questa magnifica piazza. In rappresentanza del sindaco del comune abbiamo Riccardo Barbaro, assessore alla pubblica istruzione e servizi sociali. Abbiamo il vice direttore del Pra delle Torri, Filippo. Abbiamo la nostra referente per la gioielleria Grando Gioielli, Alice. Il referente per il Gazzettino, nostro media partner, Davide. E dulcis in fondo la nostra Miss Venice Beach 2014, quindi la nostra vincitrice non della precedente edizione ma di quella prima, Melissa Rizzetto. E l'abbiamo potuta vedere sul canale 5 anche a Uomini e Donne, vero Melissa? Ecco, insomma le nostre Miss fanno sempre strada e questo è un piacere. Ragazzi, il vostro compito è arduo, l'abbiamo detto prima, votazioni dall'1 al 10. Per fare questo abbiamo 3 tipologie di voto, 3 uscite. La prima è quella di presentazione, dove le nostre Miss si presenteranno una dopo l'altra e si faranno conoscere, quindi anche qui vedremo la simpatia, il savoir-faire, la posizione sul palco. Successivamente avremo l'uscita di moda, quindi saranno delle mannequin in passerella, e la terza è quella un po' più creativa e bizzarra, è quella dedicata all'interpretazione. Ogni anno viene dato un tema, quest'anno abbiamo scelto i 5 elementi, in ogni spiaggia, quindi in ogni tappa, abbiamo destinato un elemento. Abbiamo visto a Jesolo il fuoco, abbiamo visto a Sottomarina l'acqua, a Caorle abbiamo l'aria, quindi siamo anche giusti in tema con questa bella serata di brezza di mare fresca e pimpante. Che dite, siamo pronti? Non vi ho sentito bene applaudire però. Allora, proseguiamo con la numero 1, Asia Genovese, 15 anni, 1,68 m, del segno del cancro, arriva da Venezia. Il mio segno nel cassetto è... Allora, cerco di essere molto realista e di finire gli studi con ottimi voti e in più arrivare in finale a Miss Venice. Allora, qui alle nostre spalle potete vedere una foto, c'era anche un video, però era su Facebook e non riuscivamo a recuperarlo, perché Asia, questo è un tuo sogno da piccolina. Quanti anni avevi qui? 9-10. 9-10 anni, eravamo sempre su questa piazza. Ha sfilato tua cugina e giustamente poi alla fine lei era piccolina così e ha detto: anch'io da grande voglio fare la Miss e arriverò su quel palco. Detto fatto. Quindi c'è, brava Asia, ben arrivata, ce l'abbiamo fatta. Cosa studi? Studio lingue, sono al primo anno, quindi sono ancora inesperta. Sei ancora inesperta. E hai qualche hobby? Balli, canti, reciti?
amo sfilare, amo fare tutto in realtà, però non faccio nessuno sport, oltre alla palestra. Beh, insomma, bisogna anche mantenersi. Come ti descrivi a questa giuria e a questo pubblico? Lunatica, e ci si può aspettare di tutto da me come Linte. Cosa vuol dire ci si può aspettare di tutto? Come ci stupirai durante la serata? Dopo si vede. Lo scopriremo solo vivendo. Bene, Asia, grazie e ci vediamo più tardi. Proseguiamo con la numero 2, Anna Lungheo, 17 anni, 1,68 m, del Capricorno, arriva da Udine. Cosa fai nella vita? Aspettate che ci parte sempre questo microfono, ok? Io studio, sono al turistico, devo iniziare il 4º anno e studio per lavorare in agenzia viaggio. Ah, quindi il tuo sogno nel cassetto è aprirti un'agenzia di viaggio o viaggiare? Viaggiare e aprire un'agenzia di viaggio. Bene, come ti descrivi a questa giuria? Ma in realtà non so descrivermi, sono una persona semplice, mi diverto a fare queste sfilate e insomma spero che trasparisca comunque la persona semplice che sono. Ah, bene. Hai qualche hobby, balli, canti, reciti? No, per ora no, viaggio. Viaggi? Beh, qual è il viaggio più bello che hai fatto? Ma il viaggio più bello che ho fatto è quello a Londra. Ah, bene, dai, non sei andata molto distante, ma parli l'inglese? Non tanto Come hai bene. fatto a farti capire? Ma insomma mi sono fatta aiutare da chi lo sapeva meglio di me. Bene. Sto imparando. Bene, allora in bocca al lupo e ci stupirai anche tu in tutte queste 3 uscite di volo. Grazie mille, buonasera. Grazie, ciao! Proseguiamo con la numero 3, Alessia Fornasier, 18 anni, 1,70 m, del Cancro, arriva da Pieve di Soligo. Faccio visual merchandising e lettermistica. Che bello! Durante il sabato e domenica lavoro in un negozio di abbigliamento e nel periodo estivo lavoro come assistente paglianti. Che bello! E quindi ti occupi anche delle vetrine? Sì. Bene, ci piace. È il tuo sogno nel cassetto o hai qualcosa? Sarebbe diventare una vetrinista e sicuramente c'è anche lavorare con i tessuti, magari anche perché no una wedding planner. Ah, che bello, bene. Quindi come ti descrivi a questa giuria e a questo pubblico? Beh, sono una ragazza molto estroversa, sono molto simpatica, quindi è molto semplice, quindi questa giuria mostra la mia semplicità e soprattutto me stessa. Bene, ok, grazie, ci vediamo più tardi. Buona continuazione. Numero 4, Deborah Agostinetto, 19 anni, 1,70 m, del Toro, arriva da San Donato. Cosa fai nella vita? Allora, ho appena fatto la maturità. Com'è andata? Poteva andare meglio, Vabbè, però dai. sono fuori. Sei fuori. Quindi insomma è andata. Adesso ti puoi rilassare e godere la spiaggia e il mare. Esatto. E poi cosa farai di bello?
Mi piacerebbe laurearmi in scienze della formazione primaria, oppure qualcosa tipo design o architettura, però sono ancora abbastanza... Beh, insomma, sono due cose diverse. Esatto. Quindi il tuo sogno nel cassetto qual è? Diciamo riuscire a continuare sicuramente la strada dell'università senza troppe problematiche e cercare quindi di ottenere un lavoro che mi piaccia, Bene. prima di tutto, e la salute, insomma tutte queste cose più importanti per me. Bene. Come ti descrivi a questa giuria? Mi descrivo come una ragazza solare, mi piace fare nuove esperienze, nuove amicizie. Diciamo un mio difetto è sicuramente la musica che non manca nemmeno questa sera, però diciamo pregi e difetti e sono fatta così. Si gioca e si balle, quando si è in campo si balla e si deve portare a termine l'impegno preso, mettiamola così. Brava Deborah, ci vediamo più tardi, buona continuazione. Proseguiamo con la numero 5, Lucia Foregato, 27 anni, 1,73 m, del segno del Gemelli, arriva da Treviso. Ben arrivata anche a te Lucia. Cosa fai nella vita? Barista. Ah, bene, che bello. Hai un bar tuo o da qualcun altro? Mettilo un po' più Sono vicino. la mia titolare. Ah, bene, è buona, è brava? È la miglior titolare che possa mai avere avuto. Ah, bene, allora ti è andata bene. Sì. Il tuo sogno nel cassetto è di restare lì, di aprire qualcosa di tuo o No, cos'altro? preferisco provare a magari fare la fotomodella, magari, se ci riesco. Se no, vabbè, o la va o la spacca e continuerò a fare la barista di questo. Vabbè, intanto riempiamo il bar. Esatto. Bene, come ti descrivi a questa giuria? Allora, io sono abbastanza solare, sono positiva, sono puntigliosa perché mi attacco a qualsiasi cavolata. Ti piacciono le cose precise? Esatto. Non è uguale. Troppo, no, Troppo? Ah, vabbè, troppo. dai, ok, troppo. E basta. E basta, balli, canti, reciti? Niente. Niente, fai solo cocktail, fai ubriacare la Fai gente. ubriacare la gente, Ecco, guarda, lo facciamo. l'importante è Aperol, secco e acqua, vi faccio alcolizzare tutti. Bene, ecco, direi che non è ottimo, poi devono tornare anche tutti a casa, quindi la ripassiamo per la prossima volta. Grazie Lucia, ci vediamo più tardi, buona continuazione. Proseguiamo con la numero 6, Tiziana Obici, 22 anni, 1,73 m, del segno dell'Ariete, arriva da Padova. Tiziana, benvenuta. 22, cosa fai nella vita? Studio. Ah, Studio bene. economia e commercio a Venezia. E quindi il tuo hobby, scusami, il tuo sogno nel cassetto Per è? ora laurearmi. Laurearti, bene, e sotto incastrata tra magliette, mutande e calzini? Ma per ora resto su questo, Resti su vado questo. sì. Bene. Breve periodo. Sei decisa, come Esatto. ti descrivi a questa giuria? Beh, decisa a questo punto. Sì. Divertente in quanto estremamente maldestra. Ah, quindi bene, ok. È già tanto che non sei caduta ora. Ma ne conosco un'altra un po' di maldestra, dopo la presenteremo. E così. Bene Tiziana, ci Grazie. vediamo più tardi, grazie. Proseguiamo con la numero 7, Patrizia Crosato, 18 anni, 1,76 m, anche lei dell'Ariete e arriva da Roccano.
scuola? Bene, dai. Bene. Allora, studio grazie Sì. alla comunicazione, infatti mi piacerebbe diventare investigatrice privata o una persona brava a comunicare e quindi interagire con le altre persone. Wow. Infatti, dopo la quinta spererei di fare l'università, però non so neanche ancora che indirizzo. Inoltre nel tempo libero faccio danza classica, contemporanea e moderna, insegno anche a delle bambine e mi portano un sacco di soddisfazioni, anche se sono delle piccole feste. Vabbè, ma i bambini sono sempre delle piccole, sei piena di cose da fare, Patrizia. Quindi l'hai già detto tu, il tuo sogno nel cassetto è di continuare a studiare, ma c'è qualcos'altro? Direi fare l'investigatrice privata. Tra l'uno e l'altro? Sì, dai, diciamo, Dai. tutte e due, sì. Bravi, vuoi dire qualcos'altro a questa giuria? Sono una persona estroversa, mi piace fare nuove esperienze e viaggiare. Inoltre credo di essere una persona molto coinvolgente e mi piace fare nuove amicizie. Bene, e ti scopriremo solo vivendo, grazie Patrizia. Grazie a voi. Ci vediamo più tardi. Brava. Proseguiamo con la numero 8, Federica Trilso, 17 anni, 1,76 m, del pesce, arriva da Martellago. Cosa fai nella vita? Nella vita studio al liceo linguistico, tedesco, spagnolo e inglese. Inoltre frequento un corso di danza e di palestra e anche di piscina. Ma che bravi, insomma, fanno tutte qualcosa queste nostre miss. E allora, diciamo anche subito qual è il tuo sogno nel cassetto, così poi ti faccio. Mi piace fargli togliere le scarpe perché mi sento più alta. Queste sono tutte stampone adesso. E quindi gli tolgo le scarpe apposta, no? Ecco, bene. Allora, qual è il tuo sogno nel cassetto, Federica? Il mio sogno nel cassetto è di viaggiare ma anche lavorare nel mondo della TV. Bene, incrociamo le dita, abbiamo già detto come ti descrivi, qual è il tuo sogno nel cassetto, quindi ci vediamo più tardi nelle altre uscite. Grazie mille, buona serata. Anche a te. Proseguiamo con la numero 9, Alessia Giurin, 17 anni, 1,78 m, della Vergine, arriva da Marghera. Perché tu qua sei già troppo alta con questi tacchi. Bene, cosa fai nella vita? Io studio all'Istituto Tecnico Benjamin Cornaro a Venezia e faccio basket da 10 anni. Infatti, si guarda che è alta. E nel mio tempo libero amo leggere e disegnare, soprattutto romanzi fantasy. E sono una ragazza timida all'inizio, poi però quando prendo confidenza mi sciolgo un pochino e mi reputo anche una ragazza molto dolce. Ah, bene, quindi insomma ti abbiamo già descritto in tutti i tuoi lati, positivi e negativi. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, sogno nel cassetto sarebbe diventare un'attrice. Beh, insomma, sogno, ci vuole una cassettiera, è un bel sogno questo qui, ok? Però ne hai anche un altro. Sì, e come lavoro mi piacerebbe fare la biologa marina perché io amo che bello. Ah, bene, qui poi a Caorle c'è anche il club dei sommozzatori per la nostra laguna, che tutti pensano non ci sia niente, invece abbiamo una laguna da Caorle fino a Chioggia strepitosa, ricca di flora e fauna, che è davvero bello, importante andare a visitare. Per di più abbiamo la bandiera azzurra, che c'è la bandiera blu che ce la invidia tutta l'Italia. Bene, quindi non vuoi ballare? No. Niente, questa resta coi tacchi. Alessia, vuoi dire qualcos'altro? No, direi che mi faccio scoprire durante il corso della sfilata. Ah, bene, bene, Facciamo questa suspense. belle, brave e misteriose le nostre miss. A più tardi. Proseguiamo con la numero 10, Alessia Calzador, 16 anni, 1,83
1,78 m, dello Scorpione arriva da Maerne. Bisogna andare a fondo per capirti bene. Balli, canti, reciti? Purtroppo no. No, bene. Hai qualche hobby? Fai sport, palestra? Faccio nuoto. Fai nuoto? Beh, bene, insomma, ti rilassa. Sì. Vuoi dire qualcos'altro di te a questo pubblico? Niente, ti scopriremo solo vivendo. Le nostre miss si fanno scoprire. Grazie Alessia, ci vediamo più tardi. Numero 11, Beatrice Livieri, 22 anni, 1,75 m, del Sagittario, arriva da Caponogara. Buonasera a tutti. Prendi pure il microfono che non mangia. Cosa fai nella vita? Io lavoro come operaia in un calzaturificio, però ho speranze buone di cambiare lavoro. Ah sì? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Vorrei riprendere gli studi di lingue perché mi piacciono veramente molto e avere qualche opportunità appunto nel in quel turismo. mondo. Infatti Sì. guarda poi l'Italia nel turismo vive e nella moda anche magari. Ah, che bene, nella moda. Ti è piace una passione anche disegnare. quella. Ah, bene. Come ti descrivi a questa giuria? Sono una ragazza solare, ambiziosa e niente di particolare. Niente di particolare. Con Balli tanti sogni. con tanti sogni, e per questo è importante. Anch'io ne ho tanti ancora da realizzare, anche se ho solo qualche anno in più di te, solo balli, canti, reciti? No. Niente, Niente fai di tutto palestra, ciò. come vi mantenete in Faccio forma? palestra e corro. Ah, Mi piace bene. molto andare a correre per strada. Perfetto. Svuota la mente. Svuota la mente, sono d'accordo. Vuoi raccontare qualcos'altro di te o ti scopriremo nelle 3 uscite? Penso che mi scoprirete, intanto ho già detto qualcosa. Hai già detto qualcosa? Bene, incartiamo e portiamo a casa. Grazie Beatrice, buona continuazione. Numero 12, Anna Bardi, 19 anni, 1,80 m, del Toro, arriva da Spinea. Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Fino a qualche settimana fa studiavo al liceo artistico, studiavo architettura, adesso mi sono diplomata e devo E com'è decidere andata? cosa fare. Com'è andata? È andata bene. Bene, meno male. Allora dai, hai sì tempo di decidere, ma hai anche
tempo ed è arrivato dopo 5 anni di studio il momento di fare un po' di svago e di relax. Sì, o diciamo no? di sì, infatti mi sto dedicando a un po' di concorsi e a queste sfilate. Bene, perfetto. Qual è il tuo sogno nel cassetto? È una bella domanda, diciamo che ho più una cassettiera piena zeppa di cassetti. Il primo, quello più in alto? Che c'è dentro? Mi piacerebbe entrare nel mondo della moda, diventare modella o anche stilista, diciamo che è una delle mie opzioni per l'università, studiare design della moda all'UIUAV a Venezia. Ah bene, allora in bocca al lupo. Come ti descrivi a questa giuria e a questo pubblico? Come mi descrivo? Sono molto autocritica, quindi sono piena di difetti. Sono molto permalosa, diciamo, non mi si può dire niente, mi offendo subito. Quindi attenti, mi raccomando, giurati. E soprattutto sono molto testata. Ecco, bene, quindi insomma quello che vuoi. Punti Sì. i piedi per terra. Assolutamente sì. Bene, balli, canti, reciti? Ballo quando non mi vede nessuno, canto sotto la doccia e recito quando fingo di saper cantare. Perfetto, bene, allora ci vediamo più tardi in tutte le altre serate, no Però posso scherzo. dire una cosa? Dimmi, cosa vuoi fare? Non posso farlo qui, però io sono una subacquea, ho questa passione che che mi ha bello. trasmesso mio padre. Quindi siamo in una località marittima, quindi è anche il posto giusto per poterlo dire. Ah, bene, insomma, come dicevo prima, qui ci sono anche delle bellissime escursioni da fare in subacquea. Lo dico non solo per te, ma anche per tutto il pubblico presente che può scoprire la nostra costa. Anna, buona continuazione. Grazie anche a voi. E in bocca al A lupo. dopo. Grazie. E con Anna abbiamo finito le concorrenti di questa sera ed è andata la prima selezione. I nostri giurati hanno dovuto votare da 1 a 10. Adesso però voglio presentarvi, abbiamo presentato prima in giuria la Miss Venice Beach 2014, è arrivato il momento di presentarvi la Miss delle Miss, che non ha bisogno di votazioni perché lei il suo 10 e lode l'ha già portato a casa. Linda Pani, Miss Venice Beach 2015. Grazie Elisa, buonasera a tutti quanti. Prima ho conosciuto una ragazza che sono sicura potresti andare davvero d'accordo. Quella maldestra, vero? Quella maldestra, l'hai sentita? Ci sono riconosciuta subito. Non ne sto combinando una giusta stasera, No. distraggo il DJ. Distrai il DJ, e beh direi insomma che distrazione anche questo povero DJ, bisogna un po' comprenderlo, no Batch? Che si è fatto distrarre. Vabbè, colpa mia, ammettiamolo. Però ogni tanto qualcosa di giusto lo consiglio. Sì. Diciamo che l'input per Carmine l'ho dato io, perché ne vado fiera, perché lui si dimentica le misticanze, allora sono dovuta andare avanti io a preparare le cosine. Ah, bene, brava, quindi ti abbiamo vista anche prima nel nostro stand in degustazione con i prodotti del caseificio di Roncale, di Coraia, di Dimensione Carne, Birra Leffe e il Prosecco di Ca del Sole. Linda, come sta andando? Molto bene, molto Siamo bene. arrivati a metà, questa è la terza tappa di selezione, tra poco purtroppo dovrai cedere questa fantastica corona e lo scettro. di Mimai Gioielli e lo scettro realizzato in cristallo e argento dalla Scuola del Vetro Abate Zanetti. Questa è un'opera unica del maestro Giovanni Nicola. Meravigliosa e unica. Adesso, visto che sei detto che sei un po' maldestrina, io metterei almeno lo scettro in mani sicure. Al sicuro. Quindi chiamiamo la nostra sicurezza, rappresentata da Alvise di Secur Vigila, che ci segue in tutte le nostre tappe, perché comunque abbiamo dei preziosi. Vieni Alvise. Buonasera Linda. Salve Alvise. Questo è il tuo compito arduo, glielo lasciamo pochi istanti a Linda, lo scettro, perché insomma è un'opera d'arte unica e bisogna custodirla, anche perché poi andrà nelle mani questa sera della vincitrice della tappa. Tu Linda, dov'è che avevi vinto? Io a Rosolina. Infatti vedere qua le ragazze che ballano, che provano, mi ha risvegliato un pochettino il ricordo e mi manca. Vuoi ballare anche tu più tardi? No, è meglio
di no. Meglio di no. Bene, fai la miss vincitrice. Facciamo la questa miss, sera. ogni tanto siamo un pochettino più carini. Bene, Alvise, ti lascio anche Linda. Portala via sana e salva Sì. e ci vediamo più tardi. Molto attento. Grazie, buona continuazione.